un partito della coalizione di centrodestra, quindi non si tratta di candidarsi a primo ministro, si tratta di candidarsi a leader di un partito che spero che viva una stagione da protagonista nella coalizione di centrodestra. Quindi gli obiettivi sono più modesti. Io mi sono ripromesso di portare un po' di virus, di contaminare col virus liberale un partito che sembra aver dimenticato le origini, che erano pervase da questo virus, che ha contaminato tutti gli italiani per un certo periodo, perché quando i nostri programmi erano intrisi di liberalismo gli elettori ci davano il loro consenso. Dopo l'abbiamo dimenticato e il consenso se n'è andato. Ecco, io voglio riportarlo. Onorevole Galan, parlando proprio del consenso, purtroppo i fatti di cronaca, i fatti che hanno riguardato la politica italiana hanno portato sempre più maggiore sfiducia da parte del cittadino nei confronti della classe politica. Che cosa diciamo a questi cittadini che ormai non si sentono più rappresentati o sono veramente scoraggiati? Che come sempre hanno perfettamente ragione, perché lo spettacolo che è stato offerto è stato per davvero deludente e se noi prendiamo anche i dati ultimi, quelli delle elezioni in Sicilia, è qualcosa di sconcertante. Io credo che bisognerebbe fare una cosa che spronerebbe i partiti a offrire qualcosa di migliore e i cittadini anche a sancire col loro voto, con la loro astensione, il loro atteggiamento. Dare una rappresentanza in Parlamento o in Consiglio regionale al non voto. Mi spiego più semplicemente, i deputati alla Camera dei Deputati sono 630, 315 senatori. Beh, se ci fosse il 40% di gente che non va a votare o gente che vota a scheda nulla, il 40% di quei 630 seggi dovrebbe rimanere libero. Sarebbe la miglior sanzione per una politica oggettivamente scadente, per partiti che sono ancora strutturati come nel dopoguerra, che non corrispondono più ai desideri della gente. Lei proprio ha parlato del PDL inteso come partito, ha detto che c'è la necessità di rivoluzionarlo, partendo proprio dal programma, ma non solo. Onorevole Galan. Beh, il programma è la cosa più importante, però poi in un programma bisogna crederci e per crederci servono figure che possano essere credibili. Chi ha propugnato chi ha fatto certe promesse, chi ha promesso la rivoluzione liberale e poi ha seguito una politica totalmente diversa perché non ci credeva, non è possibile che sia credibile. Quindi serve un forte rinnovamento senza i fanatismi del rottamare a tutti i costi. Si rottama quando c'è uno più bravo, si rottama l'automobile quando c'è un modello migliore sul mercato che ti offre prestazioni a un prezzo competitivo. Si rottama un politico quando ne viene uno più bravo, non così per principio. Poi ci sono quelli che hanno fallito e quelli che non hanno fallito affatto. Mi picco, sarà un po' presuntuoso, ma credo di appartenere a questa seconda categoria, no? I veneti posso testimoniarlo, 15 anni di presidenza del Veneto non sono stati certo buttati via, non sono stati precati, non abbiamo fallito, anzi ci sono opere che rimarranno nella storia della mia regione e che nessun'altra regione in Italia e forse neanche in Europa può vantare. Quindi ci sono quelli che hanno fallito e quelli che non hanno fallito. Si rottamano quelli, si cambiano, si sostituiscono. Io penso che il famoso 50 e 50 sia una buona ricetta. E poi torneremo anche proprio a parlare della sua attività come governatore della regione Veneto, ma diamo spazio ovviamente ai telespettatori. Pronto? Pronto, buonasera Paola. Buonasera, con chi ho il piacere di parlare? Con Giovanna e chiamo da Bergamo. Buonasera Giovanna, mi dica tutto. Buonasera onorevole Galan, io la sto seguendo e sto ascoltando che sta parlando delle primarie. Ecco, io la chiamo per questo. Voi farete delle primarie che avete scelto saranno, come diceva lei, poi di partito e quindi non di coalizione. Però parlava anche della nuova politica, di ricostruire poi anche a questo punto il centrodestra. Ma come pensate di poter ricostruire il centrodestra se già alle primarie le fate di partito e non di coalizione? Ma soprattutto chiedete 10.000 firme in 5 regioni da raccogliere solo su un territorio di 5 regioni e in questo modo non
non proponete ancora quelle che sono le vecchie glorie, come poi un po' raccontava anche lei in questo caso. Sembra una farsa fatta apposta per promuovere Alfano a questo punto, mi sembra. Ecco, io sono giovane e quindi non dico che bisogna rottamare per forza tutto, come sosteneva poi lei, però insomma mi sembra che per far spazio ai veri giovani bisognerebbe anche aprire in modo leale anche la possibilità di proporsi. Ecco. La ringrazio, grazie mille per il suo intervento, grazie, Buonasera. una buona serata, buonasera, grazie. Onorevole Galan. Mi pare che sia giovane ma sveglissima. Ma i nostri telespettatori meno male, no? Sono partecipi, lo dico sempre, bisogna sempre ringraziare i politici, perché sa, onorevole Galan, non tutti accettano gli inviti qua, non tutti hanno voglia di confrontarsi con i telespettatori. Lo so che è vero? così, lo so, io penso che come regola, non solo, perché credo che sia un dovere. Io in questo momento non sono un politico perché non sono neppure consigliere comunale nel mio paesello, il Cinto Euganeo, in provincia di Padova, e quindi non ho alcuna delle caratteristiche, però vengo lo stesso perché sono un personaggio pubblico. Certo. È doveroso rispondere ai cittadini. Ma non tutti lo fanno, quindi la ringrazio a nome anche dei miei no. telespettatori che ha il coraggio di venire, di sedersi su questa poltrona, di commentare con noi e di rispondere ai nostri telespettatori. Come rispondiamo? Nella maggioranza dei casi cerco anche di essere sincero. Ecco, ci provo anche adesso. Il pericolo c'è. C'è il pericolo che le primarie servano solo a legittimare un segretario del PDL, cioè Alfano. Beh, se fosse così io lascerei, ed è un altro obiettivo riduttivo. Dopodiché non è una colpa nostra se le primarie sono di partito e non di coalizione, perché per fare le primarie di coalizione bisogna che la coalizione ci sia e in questo momento non c'è. Quindi le primarie si rivolgono, sono questo. Per il resto che sia una esibizione di apparati è un altro rischio vero. Le 10.000 firme da un lato, intanto credo che ci sia un piccolo errore, sono 10.000 firme in tutta Italia di cui non più di 2.000 in una regione. Intendiamoci, il che ha una logica, no? 10.000 sono rappresentative, forse anche un po' troppo, 2.000 al massimo in una regione, perché in Veneto mi sarebbe facile raccogliere 10.000 sottoscrizioni, no? Quindi non si può favorire chi è forte solo in una regione, ma chi ha una rappresentanza nazionale. Ecco, insomma, è la prima volta che un partito di centrodestra fa in Europa le elezioni primarie, le primarie. Crediamoci, faremo 1000 errori, per l'amor di Dio, però un percorso intanto si avvia e io spero che sia un percorso utile soprattutto al favorire l'ingresso di giovani, che invece è osteggiato, è difficilissimo in tutti i modi. Un giovane ha enormi difficoltà a entrare in politica, soprattutto, me lo lasci dire, se ci sono le preferenze. Il sistema delle preferenze è il sistema che porta alle perversioni che sembriamo aver dimenticato, che sembra che ci siamo dimenticati. Secondo, porta un blocco di inamovibilità, perché chi viene eletto soprattutto in una provincia, in una cosa ristretta, in cui riuscire a trovare un altro che lo batta sulle preferenze è quasi impossibile. Quindi sulla possibile modifica della legge elettorale lei come la vede? Io ho sempre creduto che non sarebbe mai stata fatta. Spiego volgarmente perché, è perché non conviene a quelli che devono affrontare le elezioni facendo le liste, no? Sia a chi vince, sia a chi perde, conviene nominare i parlamentari. E quindi chi vince, oltretutto, chi pensa di vincere, pensa anche di avere un premio oltremodo esagerato per la vittoria. Quindi chi in questo momento pensa di vincere, la sinistra, non ha nessun interesse a cambiare la legge elettorale. Dall'altra parte non c'è lo stesso interesse, perché altrimenti andare a conquistarsi i voti con una concorrenza diretta in un collegio o con le preferenze o con un altro modo crea un'incognita enorme. Quindi io credo che la legge elettorale, purtroppo, assisteremo alle più grandi sceneggiate della storia, ai mea culpa e le accuse dell'uno verso l'altro, ma io temo che non sarà cambiata. La
Poi con lei vorrò tornare sulle elezioni in Sicilia, però volevo aprire la parentesi per quanto riguarda i giovani e volevo commentare con lei questo servizio che abbiamo realizzato che riguarda proprio i giovani e l'occupazione, ripartendo poi dai dati ovviamente della disoccupazione che ha superato il 35%. Sentiamo. Onorevole Galan, abbiamo voluto intervistare i giovani, no? I giovani che hanno deciso la famosa fuga dei cervelli di lasciare il nostro paese. Gli ultimi dati Istat danno i risultati oltre il 35,1% per quanto riguarda la disoccupazione giovanile. Un suo commento? Beh, quel dato è allucinante, il 35%, più del 35% di disoccupazione giovanile è un dato che fa tremare i polsi. E per il resto io ho un consiglio da dare: smettiamola di considerare l'estero come se fosse l'abbandono. Ormai si va a lavorare, si lavora in Europa o nel mondo, questo consideriamolo normale, però questo non vuole essere una scusa. Io ho un rimedio solo, una ricetta sola: smettiamola di togliere i soldi di tasca agli italiani e soprattutto alle imprese con un livello di tassazione esasperato e lasciamo più libertà ai cittadini e alle imprese. E vedrete che il rilancio economico ci sarà, non si può puntare tutto sul prelievo fiscale, su imprese che non possono fare ricerca, hanno margini ridottissimi, hanno una competitività in campo internazionale tale per cui i giovani vanno all'estero. Non si può, occorre puntare sul rilancio. Più soldi nelle tasche dei cittadini e delle imprese, meno tasse, meno Stato. Anche perché quando si impongono sacrifici ai cittadini, prima i sacrifici li deve fare lo Stato. Lo Stato comincia a vendere le sue partecipazioni, i suoi palazzi, le sue terre, le sue azioni. Vendano anche i comuni, vendano le province. Ecco, mettiamo sul mercato, rilanciamo l'economia. In fondo sono due le leve fiscali, no? Una diretta: si tolgono i soldi dalle tasche dei cittadini per dare, in teoria, servizi. L'altra leva è quella invece, l'altra leva è quello dello sviluppo. Se si abbassa la soglia dei redditi, se si spreme, non c'è più rilancio, non c'è più economia, i giovani sono disoccupati o devono andare all'estero a cercare una speranza di felicità. E diamo ancora spazio ai telespettatori. Pronto? Dottoressa Natali, buonasera. Buonasera, Salve. con chi parlo? Sono Lucia da Torino. Buonasera. Sono molto felice di ascoltare il suo illustre ospite stasera perché innanzitutto la mia fascia d'età è tale da potermi collocare a cavallo tra i giovani e i meno giovani, sono sui 35 anni, mi ritengo una professionista, sono una donna meridionale che lavora al nord, di una fascia medio-alta, quindi per me Galan rappresenta veramente una svolta in quello che potrebbe essere il mio partito e del quale io mi sento orfana. Mi spiego, mi piacciono molto le idee di Galan quando parla di questa politica keynesiana, diciamo, dell'economia. Se non facciamo ricircolare l'economia si bloccherà tutto, va bene. Mi piacciono le sue idee sui giovani. Allora, così come in Italia dal sud si va al nord per lavorare, chi vuole lavorare bene lo fa, perché non bisogna poi andare dall'Italia all'estero. Dobbiamo aprire i nostri orizzonti. I giovani, quando vogliono fare e fare bene, trovano il sistema per farlo. Diamo fiducia, però non stiamo sempre a lamentarci. Ancora, la legge elettorale. Io penso veramente che Galan abbia la forza di raccogliere e soddisfare tutti quegli individui come me che vorrebbero qualcosa di più dal liberismo, dal liberalismo. Ecco, io sono orfana di quel concetto di liberismo che purtroppo in Italia non trovo più e che invece in Galan sono certa di ritrovare. Ecco, lui una volta ho letto, non ricordo, pochissimo tempo fa, ha dichiarato di voler appunto svegliare quel concetto di liberalismo che non c'è più. Non c'è più nel PDL e noi di centrodestra non sappiamo più dove andare a trovarlo. E quindi volevo sfruttare questa occasione per saperne di più in questo ambito, ecco, che per me è importantissimo. Ecco, tutto qua. Grazie di questa occasione, buona serata. Buonasera, Salve. Grazie. Onorevole Galan, prego. Troppo buona. Intanto una rassicurazione: a 35 anni sei non giovane, giovanissima, non porti dei dubbi. Per il resto io credo che lasciare chi ha fiducia negli uomini, e io ce l'ho nonostante tutto, nonostante prove che mi hanno lasciato esterrefatto sul
comportamento degli uomini e delle donne, ma io credo di aver fiducia nell'individuo. Lasciamo che siano loro con il massimo della libertà a creare lo sviluppo necessario. Ecco perché sono per meno Stato dappertutto, vuol dire meno burocrazia, vuol dire che per aprire un campeggio non deve essere necessario apporre, come per un grande campeggio nella mia terra d'origine, 175 firme ogni anno. Non è possibile che le aziende, i cittadini siano continuamente seviziati da una burocrazia che infrange le leggi, perché quando mi viene chiesto dal mio comune un certificato di residenza è una cosa intollerabile, perché ce l'hanno loro. E quindi quel principio per cui lo Stato, la burocrazia, l'ente non può chiedere un documento di cui è già in possesso andrebbe regolarmente applicato. E invece anche noi non siamo immuni da colpe, il mio governo non ha semplificato, anzi in qualche caso ha aggravato, c'è perfino certificato antistress o qualcosa del genere, o il DURC, ecco il DURC per cui ogni cittadino, ogni impresa che ha un rapporto con la pubblica amministrazione deve dimostrare di essere a posto con l'INPS, con l'iscritto dei suoi lavoratori. Ma se lo faccia il comune, chiami il comune. E invece c'è un continuo aggravarsi dell'apparato burocratico che sevizia i cittadini e che serve a mantenere se stesso. Meno Stato, più libertà, altro che controllare tutto nei minimi dettagli. Onorevole Galan, volevo ritornare con lei sul tema delle elezioni in Sicilia, analizzando sia il dato ovviamente dell'astensionismo, che è stato altissimo, e anche il risultato dei grillini. Come vede, come ha visto queste elezioni in Sicilia? Dal mio punto di vista un disastro per tutti. Noi, il PDL, eravamo separati, ma se eravamo separati era una colpa nostra. Il PDL, il mio partito, è riuscito a convincere 6 siciliani su 100 ad andare a votare. 6 su 100. Il PD ha convinto 7,5, 7 elettori e mezzo ogni 100 ad andare a votare. Sono dati agghiaccianti. Io ricordo che con molto orgoglio nel 95-96, appena eletto, giravo per la mia città, per Padova, e calcolavo che ogni 10 persone che incontravo, 4 avevano votato per me. Era entusiasmante per certi versi. Adesso 0,6. Questa è la prova della sfiducia nei partiti. La seconda prova è il risultato di Grillo, contro il quale io non ho niente, soltanto da togliermi il cappello. Perché quando una offerta politica, dopo uno lo giudica scarsa, a me personalmente non piace, ma è un'offerta, la giudico un po' vuota. Ma quando un'offerta politica riceve un consenso alla prima uscita così ampio, prima di tutto si cerca di capire perché. Secondo, ci si toglie appunto il cappello e si fanno i complimenti. Adesso vedremo come lo gestiranno. Però ad esempio Grillo ovviamente ha attaccato molto i talk, ha attaccato molto l'informazione, del resto però comunque nasce nel concetto informativo. Da parte del giornalista ovviamente il fatto che una persona non accetti il confronto, non abbia voglia comunque di interfacciarsi a 360 gradi è un po' strano, no? Ma insomma sceglierà lui, se in questo modo, perché alla fine c'è solo una cosa che ha ragione o meno con queste regole, il voto dei cittadini. Lui ha scelto quella strada, finché li rende in questo modo, bravo. Dopo vedremo come gestirà, perché dopo vengono le prove di governo, insomma adesso bisogna vedere. Pavia hanno vinto, adesso no, non hanno vinto, a Parma hanno vinto, a Pavia c'è un sindaco bravissimo, mio del suo partito, sì, Alessandro Cattaneo, che saluto, bravissimo, a Parma hanno vinto, vedremo che cosa sapranno fare a Parma, dopo i voti si perdono, si conquistano, se ne vanno, ma intanto Grillo ha saputo interpretare un sentimento dei cittadini e quindi è bravo, è stato detto. Adesso però va anche detto che è stato meno bravo di quanto è stato Bossi a suo tempo e soprattutto molto meno bravo di quanto è stato Berlusconi nel 94 e in tante altre occasioni. Però vedremo che cosa saprà fare. Onorevole Comunque Grillo, il successo è la misura anche dell'insuccesso del resto
della offerta politica, no? Va anche detto, se votano Grillo invece di me, beh, insomma, mi domanderò perché. Onorevole Galan, volevo farle altre due domande, abbiamo ancora insomma, diversi minuti della nostra trasmissione. La domanda ora mi sposta in Lombardia. In Lombardia Maroni ha prenotato la presidenza per il dopo Formigoni. La mia domanda è: il PDL può permettersi di lasciare la Lombardia alla Lega? Guardi, se fossi io il segretario del PDL, Maroni la sua prenotazione può anche piegarla e rimetterla via, ma io credo che lo dovrebbe fare con consapevolezza. Ora, com'è possibile che un partito come il PDL ceda tutto il Nord a un partito concorrente? Insomma, poi ricordo a Maroni, per via della sua prenotazione, che lui quando ha ottenuto il Veneto e il Piemonte, ma soprattutto il Veneto, dove c'era un presidente che governava anche bene, cioè il sottoscritto, e che sarebbe stato senza alcun dubbio rieletto, lui l'ha fatto in virtù di un patto che presupponeva che la Lombardia fosse... No, è che i due partiti avessero un patto che dominava il loro modo di essere. Ecco, del patto se ne è dimenticato, come avviene spesso in politica. Adesso chi chiede anche la Lombardia dovrebbe essere lui il primo a capire che il PDL non gliela può concedere. Equivarrebbe a dire agli elettori: sapete, noi al nord lasciamo fare a un altro partito, noi ci concentriamo sul centro e sul sud, un partito che ha il desiderio, l'ambizione di governare l'Italia, ecco, sa benissimo che l'Italia non si può governare senza il nord, e quindi una questione settentrionale che è già ampiamente aperta diventerebbe devastante. Per quanto riguarda le norme sul fatto dell'incandidabilità, come la vede? Giuste se vogliamo, però io voglio sempre ricordare che che ci sono tanti episodi per cui abbiamo visto gente perseguitata e gente giustamente perseguita, ma abbiamo visto carriere rovinate, qualche vita uccisa, insomma, per guardare ai tempi passati, non tutti quelli che hanno avuto la carriera politica stroncata avevano colpe. Per cui dovremmo essere molto cauti su questo. E poi esiste sempre la sanzione finale, definitiva, che è il voto del cittadino. Noi possiamo fare anche una lista riempita di persone di dubbia fama, e i cittadini non la voteranno. Lascerei più libertà, più senso di responsabilità. Quando uso questa terminologia che è bella, liberale, no, sono i cittadini che votano, e dico senso di responsabilità ai partiti, capisco che dico una roba che forse è una contraddizione in termini. Un'ultima domanda: lei è stato Presidente della Regione Veneto, Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Ministro per i Beni e le Attività Culturali. Sembra che abbia 100 anni, detto così, invece... Che cosa le hanno lasciato queste esperienze a Giancarlo Galan? Cerco di riassumerlo con pochissime parole, come credo sia giusto in una trasmissione come questa. Mi hanno lasciato la consapevolezza di aver vissuto una vita straordinaria. Mi hanno dato molte più delusioni le esperienze da ministro, anche perché la strada era declinante, lo sono stato nell'ultimo anno, quello meno fortunato del governo Berlusconi, in piena crisi economica, mentre i ricordi che ho della presidenza della regione dei 15 anni sono fantastici. Sono fantastici forse per due motivi: un po' per le cose che abbiamo fatto, che sono per davvero fantastiche, un po' perché nella mente degli uomini si ricordano soprattutto le cose belle, no? Non so, quando pensiamo ai nostri amori giovanili ci sembrano tutte ragazze fantastiche, o almeno a me sembrano così, bellissime, innamoratissime, sembra tutto bello. Anche se non è così, è bello ricordare così, perché fa parte della natura migliore degli uomini. E quindi io devo dire soltanto grazie al destino e agli uomini che hanno inciso nel mio destino, perché la mia vita a 55 anni, francamente, non l'avrei mai immaginata così straordinariamente piena di emozioni, di sussulti, di successi, di delusioni, intensa. Velocemente, poi la ringrazio e la saluto, quindi perché scegliere alle primarie del PDL Giancarlo Galan? Non ti ho capita.
Perché scegliere uno slogan per i nostri telespettatori? Semplicissimo, per contaminare con il virus liberale un partito che sembra aver dimenticato ciò che c'era di più profondo nelle sue radici quando è sorto. E io ringrazio e saluto l'onorevole Giancarlo Galan, candidato alle primarie per il PDL. Grazie mille onorevole Galan per il suo intervento a Buonasera Italia. Grazie a voi che ci avete ascoltato. E io ringrazio tutti i telespettatori, vi ricordo come sempre il nostro sito internet, potete anche ovviamente mandare i vostri messaggi alla nostra pagina Buonasera Italia e la nostra email buonaseritalia@canalitalia.it. Io vi ringrazio, vi saluto, vi auguro una buona serata e vi ricordo Buonasera Italia sempre in diretta dal lunedì al giovedì dalle 19 alle 20 e il mercoledì dalle 19 alle 20:30. Una buona serata a tutti voi.